ma che bontà, piace al ricco e anche al paesa. Polenta, schiedo pure il baccalà, che forma e la nostra. Rieccoci qui, Brescia in tavola anche oggi, qualche minuto in compagnia di Federica e ride, ride, fa bene la salute, ride. Ma chi li mandi sti baci? Miati de sicuro. Va bene, allora oggi vi proponiamo il rotolo di pasta fresca con Trevisano e ricotta. E qui c'è un'ampia scelta di rotoli. Ci vuole i fogli, ci servono i fogli di pasta fresca, tre trevisani, con uno scioglilingua, la ricotta, il formaggio grattugiato, burro e salvia. Semplice, dai Federica. Sì, dai, è un po' per laborioso delle altre ricette, però... Ce la fai tu, ce la fanno tutti, dai. Taparia. Allora, prima detto, in Gonde Fabuer è il nostro trevisano e da nostra padella Gonde Fabuer i nostri fogli di pasta fresca, perché i gade bosciminice Gonde fai proprio sbolentare. Si possono anche acquistare anziché farli in casa. Certo. Questo vi fa capire che in casa lei non fa nulla. No, la pasta sinceramente no, anche no, poche no. Allora fumbuore la nostra pasta, fumbuore i nostri trevisani. Quando i trevisani è pronti, i gonde frullai, i frullom, mettiamo insieme la nostra ricotta e saloma appena tastome e sentoma che punto che lei de sal. Endo il nato, che se tria fa striaco brut, vensadele, vensa che sono a registrare la puntata. Ma cosa hai detto? Striaco brut. C'è mio cosa l'è striaco brut? E sa neanche cosa l'è striaco brut. Ma che bontà! Nicoletta farà carriera qua, guardate che bella ragazza. Ma sì, no, noi scherziamo ovviamente. Certo. Carriera lavorativa professionale nel lavoro per cui ti stai preparando. Esatto. Cosa stai studiando? Giurisprudenza. A che anno, Nicoletta? Sono al primo. Come funziona, come va? Sta andando bene, sta andando. È una situazione un po' difficile per tutti quanti, però si cerca di andare avanti. Hai seguito le lezioni online. Esatto. Io ho una parola in dialetto bresciano che dalle vostre parti voi siete originari dell'est. Esatto, bravissimo. Forse non credo si dicesse, insomma, streca brut. Va bene, è un po' difficile. Qualcosa brutta, ma strega brutta. Strega brutta? La strega brutta? No, secondo me non sono convinta. Strega brutta vuol dire tipo... Ha scherzato di brutto? No. Guardate qui che abbiamo ripescato Alice e Marta, sempre più belle ste ragazze. Sempre vestite uguali. Vabbè, una Ferragni che vi cambiato di mezz'ora. Magari. Ma perché quando io frequentavo la scuola non c'erano le ragazze così belle come voi? Come va la scuola? Bene? Bene. Perché, insomma, un anno veramente un po' disgraziato. Sì, guarda, non diciamo niente, però finirà anche il liceo, finirà questa situazione. Quinta, quarta? Quinta. Sì. Ci saranno pure gli esami. Come si faranno gli esami di maturità? Orale con commissione interna. In presenza, no? Sì, penso di sì, in presenza, anche perché presenterete bene, dite che... Ma sì, dai, ce la faremo. E poi, dopo il diploma? Io economia, penso, economia e finanza. Lei può parlare o bisogna... No, facciamola un po' parlare. Io suppongo medicina o odontoiatria, devo ancora vedere. Andrei è una dottoressa così. Vabbè, speriamo che voi invece non incontriate mai uno streca brut. Chi è lo streca brut in dialetto bresciano? Lo sai? Non ho idea. Volete consultarvi 2 minuti, intanto mandiamo l'intervallo con le pecorelle, i monumenti più tipici e caratteristici? Non ho idea, sono sincera, non so. No, nemmeno io, non so. Streca? Strega. No, ma streca, voce al verbo streca. No. Niente. No, vabbè. Che capì cosa l'è striaco brut? Pensatele! Sì, il pasticcione, l'ho capito. Aspetta, se te, la tua parola, striaco brut. Sì, che ne in giro un sappo di striaco brut. E fanno anche carriera molti, Ciao, te no di sicuro. Ora andiamo avanti. Gondi che i nostri fogli di pasta è pronti, il nostro impasto è trevisano ricotta è pronti, allora che fanno chi? Il nostro impasto è il mettuman sulla pasta che fa sbollentà, fonde i ridu
metto lì e metto un della carta che lo d'argent, che lo stagnolo. Ah, sì. Metto mi sarombe e gonde fai buran dell'acqua. Da una bella pignato, bello grosso, capiente, acqua broetta, gonde fai buor siminic, mio pede tanto. Quando è tutto a posto e finì, quando è pronti, tiro in ferro, e tagliamo ok, come volevo altera, ok, ore di linee, come volevo. Preparo del burro versato a parte, con il burro e la salvia, bella spolveratina di grano, che la sta sempre bene, un po' di botera insieme, tri, e la nostra pasta fresca con il trevigiano è pronta. E ricotta. E ricotta. Ah, lo vedi che sono attento. Dai, Streaco. Salutiamo tutti, saluta anche l'ospite, l'insettino che c'è qua sotto. Smetti. Sotto c'era, sta attenta. Alla prossima, arrivederci, grazie.